Luci ed ombre sul servizio di diabetologia del San Bassiano, ottime professionalità ma liste d'attesa troppo lunghe e spazi non del tutto adeguati. È quanto riscontrato dal capogruppo regionale dell'IDV Antonino Pipitone, medico diabetologo, padre della legge veneta sul diabete del novembre 2011 che regolamenta l'assistenza per i pazienti affetti dalla patologia nel Veneto. Le luci sono sicuramente un'ottima qualità dal punto di vista professionale, ottimi medici. Abbiamo alcuni problemi riguardo l'applicazione della legge, per esempio l'unità dipartimentale che dovrebbe essere appunto una piccola struttura autonoma, ad oggi ancora non lo è, c'è una promiscuità con la medicina, ma il direttore generale ha preso impegno che su questo provvederà. Gli spazi sono assolutamente insufficienti per gli oltre 11.000 pazienti che hanno la malattia, che sono diagnosticati come diabetici in questa ULSS. C'è una carenza anche per quanto riguarda le liste di attesa, soprattutto per le visite non urgenti, che si va anche oltre l'anno. Dunque riscontrate carenze strutturali e di personale, largamente compensate però dalla qualità professionale e del servizio offerto, e diventa indispensabile, prosegue Pipitone, il lavoro in sinergia con i medici di base. Per fare un protocollo, che anche questo manca ancora oggi, perché una buona parte dei pazienti diabetici che non hanno un diabete molto grave possono essere seguiti anche dal loro medico di base, che è poi quello che lo conosce meglio.